quindi ci dica un po' Dimmi cosa vuoi sapere. tutto quello che lei sta facendo, ci spieghi. Sto iniziando il tappeto di urune, Lei la- saburra puddichittata, Lei è la signora o signora? monedina, Saburra? saburra puddichittata, viene chiamato proprio puddichittata per questo motivo qua, questo motivo colorato, che puddichittata vuol dire proprio un gioco con le dita, perché invece di fare la lavorazione, di mettere direttamente con la mano, è un gioco con le dita. Uso il telaio verticale, Che è una che tradizione? è una tradizione di Uruna, si è sempre usata, si è sempre usato. Lei invece ha iniziato? Ho iniziato l'attività a tutti gli effetti, è già aperta da 8 anni, comunque ho iniziato più di 15 anni fa. Ho imparato da Teresa Arcorsu, una signora che ha più di 70 anni, e poi in più ho fatto anche dei corsi che hanno fatto tramite il comune. In questo momento che cosa sta facendo esattamente? Cosa sta passando? Qual è l'azione che sta Quindi portando praticamente avanti? abbiamo sulisso, in questo telaio abbiamo sulisso, che il sulisso serve per lo scambio dei fili. per lo scambio dei fili, cioè quello i fili di davanti, quando io abbasso e alzo la canna, quelli di davanti vanno dietro, quelli di dietro vanno davanti, in modo tale che ci sia l'incrocio. Di modo che quindi lei alternativamente Sì. lavori sia la parte di davanti che la parte... Guarda. Perfetto, eccola qui. Quindi i fili non dovrebbero mai, due fili non si dovrebbero mai sovrapporre l'uno con l'altro. Ok. Che tipo di disegni e simboli riprende questo motivo? Sono simboli geometrici comunque. Hanno dei nomi particolari? Sì, Ce ne li dice devo alzare, qualcuno? così te lo faccio vedere Come là. vuole lei? Faccio Sì. vedere qui. Perfetto, e magari allora ci Perché fa magari sto dicendo, si chiama saburra puddichittata proprio perché hanno questi motivi qua, per questo motivo qua, che praticamente puddichittata vuol dire un gioco con le dita, quindi si dovrebbero tutto fare con le dita. Poi abbiamo il subruninzo, che è questo con questa, e il subruninzo vuol dire praticamente Riprende il motivo di riprende, di Urune. esatto, riprende la striscia che c'è nel costume, la vetta del costume. Infatti se nota proprio sono delle roselline, e anche nel costume è rosso e verde. Poi abbiamo Satrissa, il passanastro che è giù, e Sardenticheddas, e in più le sanguisughe, che sono queste qua. Esattamente, le sanguisughe per quale motivo si sa? Perché sono sempre state utilizzate qui proprio come tradizione. Sì, 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 questo che sta vedendo è proprio il tradizionale, come colore, come tutto, è proprio il tradizionale tappeto di Urune, che naturalmente c'erano sempre questi motivi. Abbiamo delle testimonianze dei tappeti che ci sono anche in chiesa, che sono vecchi. E Vecchi quindi, di quanto? Tipo del 800, non lo so, 700? comunque sono Ecco. vecchi. Sicuramente conservati in maniera straordinaria. Sì, vero? esatto. Facciamo una piccola panoramica. E poi con su questo questo. telaio facevano anche Sarbertula, sa che ne ho una nell'andita. Là dopo la vediamo. Ci dica magari Sì. qualcosina di più su questo tipo di telaio. Perché il telaio verticale? Quali sono eventualmente le funzionalità maggiori rispetto a quello orizzontale e viceversa? Cioè c'è un perché o un qualcosa in cui sia rimasto Questo nel tempo, no. nella memoria? Una domanda troppo filosofica? No, ma dico c'è qualcosa, non so, il tipo di lavorazione è una lavorazione semplice, una lavorazione... Io non ho mai provato quello orizzontale. Non ha mai provato No. quello orizzontale. Lei, Siccome Dicono avete che- sempre conosciuto questo, lei è avete... nata, questa, cioè lei lo fa perché è nata come passione, perché ce l'aveva questa nostra zia. Sì, io non lo- Ho Lei capito. quando era bambina.